La legge di stabilità premia Caino e uccide Abele. Luca Zaia è arrabbiatissimo per le decisioni prese a Roma. Per le regioni, dice il governatore, quelle virtuose per prime, questa manovra passerà alla storia come la legge del massacro. Sono tagli insostenibili che stiamo subendo sin dal 2011, ma che questa volta avranno pesantissime conseguenze, perché alla gente con una mano si dà ma con l'altra si toglie e le regioni sono stremate. Per Zaia questa volta Pinocchio si è allungato a dismisura il naso perché i tagli sono solo lineari, senza rispetto per gli enti virtuosi. Una manovra che, stando alle cifre date dal primo ministro, secondo il presidente della giunta regionale ricadrà sulle spalle di cittadini e imprese. Cottarelli è stato delegittimato, precisa Zaia, non c'è nemmeno l'ombra di una spending review seria. Chi paga una siringa 10 volte tanto rispetto al Veneto continuerà a farlo. Per far bella figura il governo ha pensato bene di usare i soldi degli altri. Zaia promette battaglia, siamo pronti alla ribellione e sfida il premier. Il Veneto, sappiano i gabellieri romani, non taglierà un euro dal proprio bilancio.